Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti all'ottava puntata in stagione di Calcio di Rigore, una puntata molto particolare con diversi servizi video. Vola in testa alla classifica in eccellenza la FIA Riccione seguita dal Class, e invece in promozione, nella promozione romagnola, c'è una nuova capolista che si chiama Pietracuta, guidata dal tecnico Luca Fregnani. In prima categoria Romagna il Real Miramare continua a condurre la graduatoria, al secondo posto invece c'è l'Unione Calcio Riccione. Per quanto riguarda invece la promozione marchigiana, cade il Gabice Gradara alla prima sconfitta in stagione, sale al comando la Filo Tranese. Stasera seguiremo poi tra l'altro anche via social con WhatsApp e la pagina Facebook curata da Matteo Zampini la nostra diretta. Salutiamo per l'appunto Matteo, vi ricordiamo anche il numero di messaggistica tradizionale ma anche di WhatsApp, il 333 60 94 299. Iniziamo a presentare gli ospiti di questa serata, ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Per il secondo anno consecutivo, ci aveva già fatto visita lo scorso anno, ritroviamo l'attaccante del Russi Lorenzo Grimellini. Buonasera. Invece diamo il benvenuto nei nostri studi al tecnico del Bellaria Giacomo Mugellesi. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera. E anche lui la prima volta nei nostri studi, l'allenatore del Duca di Belle, Davide Montanari. Buonasera a tutti. Buonasera mister, allora abbiamo saputo subito in promozione la nuova capolista il Pietracuta. Ieri ci racconta un po' la vostra partita, com'è stata, com'è andata? È stata una partita tosta, è un campo ostico, una squadra che fa dell'agonismo uno delle sue armi migliori. Credo che durante questa stagione in quel campo lì ci lasciano le penne in parecchi. Mi trovo d'accordo mister, invece per quanto riguarda Giacomo, ieri finalmente segnali di risveglio per quanto riguarda il Bellaria, 2 gol, cosa non da poco in questa stagione. No, diciamo che è una novità, probabilmente per noi è stata la miglior partita da quando io e Massimo siamo approdati a Bellaria. È stato un risultato frutto magari di un episodio un po' controverso tra guardalinee e arbitro, però a livello di prestazione direi molto bene ieri. Segnale di risveglio. Tra poco mister vedremo anche proprio il servizio realizzato dal nostro Giacomo Alpini. Lorenzo, allora il Russi che è stato ripescato quest'estate meritatamente, lo diciamo, campionato d'eccellenza è così tosto? Campionato di eccellenza sicuramente più tosto, però noi vogliamo affrontarlo con la massima serenità e giocarsela contro tutti. Ebbene, adesso tra poco andremo a vedere anche il servizio riguardante proprio la partita vinta da voi contro la Marignanese. Invece Giacomo, con te andiamo a vedere risultati e classifica del campionato d'eccellenza. Iniziamo proprio dall'eccellenza romagnola con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Iniziamo a leggere i risultati. Alfonsino e Progresso 2-4, qui subito la prima sorpresa di giornata. Cervia Gran Amica 0-1, Classe Argentana 1-0, Corticella San Pimola 1-1, Diego Faenza 3-1, FIA Riccione San Pietro Vincoli, vittoria al 90° per la FIA per 4 reti a 3, Marignanese Russi 0-1, Massa Lombarda Savignanese 2-3, Castrocaro Real San Lazzaro 3-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al comando la FIA Riccione a quota 18, segue il Classe a quota 16, Corticella, Alfonsine 13, Gran Amica, Diegaro, Cervia 12 punti, Progresso 11, Faenza, Savignanese 10, Castrocaro 8 insieme al Russi e la San Imola, San Pietro in Vincoli, Massa Lombarda 7, Argentana 5, Marignanese 1, Real San Lazzaro meno 1. Giacomo, iniziamo da te, una FIA Riccione davvero inarrestabile, ennesima vittoria in stagione, addirittura foto finish per 4 reti a 3. Sì, è una vittoria di carattere, perché ricordiamo che il primo tempo era finito 3-1 per il San Pietro in Vincoli, che aveva sfruttato 2 errori difensivi della FIA Riccione portandosi veramente in vantaggio, col doppio vantaggio, ma nel secondo tempo gli uomini di Omar Lepri hanno ribaltato il risultato e al 90° è riuscita anche a vincere, quindi grande merito. Adesso miglior attacco, deve aggiustare un po' la difesa perché comincia a subire un po' troppo, però complimenti.
Invece un altro risultato che ha sorpreso, come leggevamo prima appunto nei risultati di giornata e la gradatoria, è il Progresso che si è imposto per 4-2 sul campo dell'Alfonsina. Il Progresso, ricordiamo che è una delle squadre che seguiamo con Rete 8 Vigilate le Rimini. Sì, era una delle partite clou della giornata, perché erano due delle squadre che dovevano ancora dimostrare tutto il loro valore. Adesso è stato un risultato che mi ha sorpreso, perché effettivamente non mi aspettavo questa vittoria, però bisogna vedere adesso se il Progresso riuscirà a dare continuità a questo risultato importante. Lo dice, non lo dice, ma lo diciamo noi per te. Simpatizzi per il Classe secondo in classifica con un budget limitato, lo ricordiamo. Sì, Classe, io fin dall'inizio ho detto che è una delle candidate per la lotta ai primi posti, e ieri ha ribadito quello che è il mio concetto, anche perché a differenza della FIA Riccione magari segna un po' poco, meno sicuramente, ma subisce meno, che ha subito la metà dei gol della FIA Riccione, è la miglior difesa in questo momento. Invece un altro risultato importante delle squadre qui vicine della nostra zona, la Savignanese che si impone per 3-2 sul campo del Massa Lombarda. E non so se è una sorpresa, una novità, o una casualità. È rientrato Peluso, 2 gol, vittoria, quindi attenzione alla Savignanese. Ebbene, allora Giacomo, adesso andiamo a vedere il primo servizio della serata dedicato appunto alla partita del nostro ospite di Lorenzo Grimellini. Andiamo a vedere Marignanese Russi, servizio. Non di certo una bella sfida quella in scena allo stadio di San Giovanni Marignano tra i padroni di casa della Marignanese e i russi. Si rivolteranno gli appassionati di calcio, ci scuseranno i supporters delle due formazioni, ma la gara vista ieri è adatta ai deboli di cuore, ma anche a chi prima di addormentarsi ha bisogno non della solita camomilla. L'inizio di marca locale con questa punizione respinta dall'attento Casadio dalla parte opposta, prima manovra del Russi con questa azione in area locale sventata in 2 tempi dall'uscita di Di Tommaso. Partita bara di emozioni, ci pensa il Russi a farsi del male da solo con questo passaggio per Casadio che quasi quasi, gettando la sfera addosso all'avversario, si fa gol da solo. La Marignanese non punge, Di Tommaso invece si limita a raccogliere tiri non certamente irresistibili. Ancora Russi protagonista, schema da calcio piazzato, ma Grimellini non inquadra il bersaglio, sfiorando in questo caso però la marcatura. Prima della chiusura di tempo, tentativo dalla distanza per gli uomini di Simone Lilli, conclusione fuori bersaglio. Nella ripresa un buco nella rete, tarda l'inizio di gara, anche se nella rete si vedranno ben pochi palloni, specie se arrivano in porta. Trattasi di miracolo sembra essere quando Casadio raccoglie il pallone nella propria area di rigore, rinviandolo, innesca i contropiedi dei suoi, ma la Marignanese fa quel che può, si salva come può, fino a commettere fallo. Da calcio piazzato Gallamini fa le prove del gol, piede caldo ma mira sbagliata. Da una rimessa laterale, ospiti ancora in avanti in area di rigore, chiedono i penalty che il direttore di gara non assegna. Sulla ripartenza, gran botta di Ottaviani con Casadio che blocca in 2 tempi. E siamo al gol, scorre il minuto 84 dall'angolo alla nostra sinistra, Grimellini spizzica il pallone per la corrente Gallamini che calcia di prima intenzione trovando nell'area piccola l'angolo vincente alla destra di Tommaso. Questo rimarrà il gol partita che sancisse 3 punti importantissimi per la classifica e il morale dei Falchetti, che sono costretti però prima a soffrire su una mischia dal corner avvenuta nella propria area di rigore conclusasi senza nulla di fatto e poi il contropiede, quando potrebbero raddoppiare con la più classica delle azioni, ma dopo aver recuperato palla i Falchetti arrivano davanti alla porta con poco acido lattico e con Di Tommaso chiamato agli estremi onde evitare un passivo maggiore. Nonostante ciò i russi in tasca i 3 punti. Lorenzo, quanto gusto dà giocare un campionato del genere sapendo per l'appunto che hai fatto il salto di categoria? Beh, sicuramente è una grande soddisfazione, ma questo non basta, in quanto comunque sia ogni partita è a sé e ogni partita ce la dobbiamo giocare col massimo dell'intensità e della voglia. Io dico che secondo me quest'anno ci toglieremo grosse soddisfazioni, partita per partita, punto per punto, quindi sono molto carico per affrontare questa stagione. Ecco. Infatti lo scorso anno, ricordiamo, siete partiti veramente a razzo, 24 punti nelle prime 8 giornate di campionato, quest'anno per l'appunto un campionato superiore diverso e tu soprattutto rispetto alla precedente stagione parti finalmente al massimo della forma. Ricordiamo che Lorenzo era per l'appunto infortunato, giusto? Esatto, ho perso 2 mesi e mezzo per una spalla, però ora diciamo che sono a posto e ho tanta voglia di riscattarmi. La società al momento è contenta perché leggendo anche i risultati qui, facendo un po' di statistiche, 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 10 gol fatti e 10 gol subiti. Siete una squadra che segnate tanto ma subite anche. Sì, esattamente, però diciamo che per le partite che abbiamo affrontato ogni domenica è a sé, nel senso che non c'è squadra con cui puoi perdere o puoi vincere. Sono partite che secondo me si giocano sugli episodi
e quindi nelle ultime partite abbiamo avuto appunto un po' di poca accortezza appunto nel gestire la palla, comunque sì abbiamo subito gol che ci hanno un po' diciamo penalizzato. Dovremmo sicuramente cercare di essere un pochino più attenti sia al reparto difensivo ma anche per quanto riguarda appunto l'attacco. Mi dicevi prima a telecamere spente che forse una pecca di questo inizio di stagione è quello che parecchie volte andate sotto anche di 2 gol, riuscite a ristabilire la parità, però arrivate sempre tardi, magari se ci fossero ancora dei minuti a disposizione addirittura le partite le potreste anche vincere. Direi assolutamente sì, siamo una squadra molto giovane, quindi sicuramente dovremmo maturare e dovremmo capire un pochino anche le dinamiche del campionato d'eccellenza, quindi secondo me ecco, è tutto aperto. Ti sei dato un obiettivo stagionale, dato che mi dici che parti con molta carica a livello di gol? A livello di gol viene in secondo piano, ecco. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di salvarci e di fare un campionato, diciamo, un bel campionato, ecco. I gol verranno di conseguenza. Ti ha impressionato qualche squadra di quelle che hai affrontato fino a questo momento, oppure come dicevi prima, campionato equilibrato, non c'è stata una squadra che davvero ti ha sorpreso? Sicuramente la FIA e Riccione è una squadra ben organizzata che comunque fa molti gol, quindi è una gran squadra. Il Corticella l'abbiamo affrontata, secondo me è una gran squadra, un buon organico. Diegaro comunque ha una squadra molto attrezzata, ecco, dovrà sicuramente venire fuori nel corso del campionato. Che tra l'altro dico, l'anno scorso anno aveva vinto il campionato, avete già affrontato, fatto 2-2, anche con la Fioriccione mi dicevi abbiamo giocato bene, però purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo regalato il primo tempo, regalato tra virgolette, nel secondo tempo abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e siamo riusciti a ribaltare la partita. Col Diegaro è andata bene, col Riccione ecco, ci è mancato quel gollettino. La piazza alle partite interne come sta rispondendo? Abbiamo grandissimo seguito, le tribune a Russi sono sempre piene e anche comunque sia quando andiamo in trasferta, diciamo tutti i nostri supporters ci seguono a gran voce. Giacomo, gli ho fatto un po' l'interrogatorio, qualche curiosità tu, dato che è un grande bomber, lo vuoi consigliare al Milan? Consiglierei più di uno almeno perché basta, mi è già depresso, visto quello che è successo ieri. No, sinceramente no. Penso che tu abbia toccato tutti i vari argomenti e tutte le curiosità che si potevano chiedere. Allora, con te Giacomo, andiamo a vedere un attimo il prossimo turno di eccellenza, così dopo andiamo a conoscere anche da vicino sia Giacomo che Davide, i due allenatori di Bellaria e del Duca Ribelle. Per quanto riguarda il prossimo turno c'è in programma Argentana Corticella, Castrocaro Classe, Faenza Fiariccione, Gran Amica Real San Lazzaro, Progresso Cervia, Russi Massa Lombarda, San Pietro in Vincoli, Marignanese, Sampa Imola, Diegaro, Savignanese Alfonsine. Stefano, rimani qualche secondo sul prossimo turno. Giacomo, io direi interessante sicuramente la Fiariccione perché è capolista nel campo del Faenza dove lo scorso anno i Rimini ci rimise perdendo per 2-0, Castrocaro Classe, dato che Classe è secondo in classifica, Russi Massa Lombarda, questa è la partita che riguarda vicino il nostro Lorenzo, Savignanese Alfonsine. Sì, però ritengo che Savignanese Alfonsine sia la partita clou, perché sono due squadre che sono in crescita e in questo momento possono fare veramente meglio di quello che stanno facendo, quindi soprattutto la Savignanese, visto che è rientrato questo bomber Peluso, bisogna vedere come reagirà la squadra. Lorenzo, invece è una sfida molto delicata perché voi avete 8 punti in classifica, 12° posto contro il Massa Lombarda 15°, ma una sola lunghezza da voi con ben 7 punti in classifica. Sì, esatto, fino adesso abbiamo affrontato squadre diciamo un pelino più attrezzate rispetto a noi. Da domenica scorsa a venire avremo comunque sia squadre un pochino più alla nostra portata, quindi ogni domenica è uno scontro diretto. Mi trovi d'accordo e ti faccio l'in bocca al lupo a te e al Russi e poi andremo a sentirci nella seconda parte del programma, ma adesso voglio passare alla promozione romagnola con te Giacomo e con i due allenatori, con i due nostri ospiti, andiamo ad osservare da vicino questo campionato. Questi risultati: Football Cava Torconca 0-3, Gambetto la Bellaria Giamarina 3-2, Gatteo Giovane Cattolica 0-5, Giamarina Ronco Edwards Forlì 1-0, Pietracuta Calcio Cotignola 2-0, Leda Tropical Coriano 1-2, Reno del Duca Ribelle 0-0, San Pierana Savio Calcio 5-0, Stella Savarna 1-1. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che si fa molto bella soprattutto per il Pietracuta. Pietracuta quota 15 punti, primato in classifica, secondo posto Torconca a una lunghezza insieme al del Duca Ribelle a 14 punti, Giovane Cattolica, Tropical Coriano 13, Calcio Cotignola,
Cotignola, Gambettola, Stella San Giovanni 12 punti, Reno 11, San Pierana, Ronco Edwards 10 punti, Gea Marina 9, Football Cava 7, Reda, Gatteo, Savio Calcio 6 punti, Savanna 5, Bellari, Gea Marina 0 punti. Iniziamo a sentire mister Davide Montanari. Davide, ti do del tu, è un campionato molto equilibrato per quanto riguarda, da un'occhiata adesso, dal Pietracuta fino ad arrivare alla Stella. Penso Stefano, ci sono 8-9 squadre. bravissimo, tra i 15 e i 12 punti, l'ultima è la Stella con 12 punti. In 3 punti ci sono tante squadre, quindi è la conferma di quello che stavi dicendo, è un campionato molto equilibrato e alla lunga credo che vengano fuori i valori di qualche squadra tipo la Giovane Cattolica e sulla carta il Ronco, che adesso è quella che tra virgolette sta deludendo un po' di più per quello che si pensava all'inizio stagione. Poi la sorpresa a Pietracuta forse non ce l'aspettavamo nessuno, però se sono lì hanno sicuramente dei meriti. Davide, spiegami un attimo la curiosità per quanto riguarda il Del Duca Ribello, una società nuova nata nella precedente estate con la fusione per l'appunto con il calcio del Duca. L'obiettivo vostro in questo campionato, perché chiunque è venuto fino a questo momento in questo studio ha sempre parlato bene della tua formazione, allora ti chiedo, parliamoci chiaro e tondo. Ecco, qui intanto ringrazio Stefano con le immagini del repertorio della vittoria vostra proprio contro il Bellari, dimmi qualcosa in più. Le due società erano già da tanti anni nel mondo del calcio. La Ribelle, dopo la retrocessione dell'anno scorso, hanno deciso assieme alla Del Duca, la società dove già lavoravo io, di fare questa unione. Dei giocatori della Ribelle non è rimasto neanche uno, perché comunque c'erano 2 categorie di differenza. Sono rimasti 6-7 giocatori del gruppo che avevo io l'anno scorso e il resto sono tutti nuovi. Ho 25 ragazzi in rosa, che sono anche tanti, molti sono alla prima apparizione in promozione. La nostra dimensione la troveremo, come dicevo con i ragazzi tempo fa, strada facendo, perché avendo tanti ragazzi nuovi, noi l'anno scorso ci eravamo posto l'obiettivo di arrivare ai playoff, nonostante tante difficoltà ci siamo arrivati, poi dopo arrivati un po' col fiato grosso e un po' pesanti allo spareggio col Cattolica, però era l'obiettivo che ci eravamo prefissati e l'avevamo raggiunto. Quest'anno, dico la verità, non c'è un obiettivo ben preciso, perché viviamo alla giornata, stiamo crescendo, siamo lì, sono felicissimo di quello che stiamo facendo, però ancora non abbiamo un obiettivo ben preciso, perché credo che siamo a un quinto del campionato dopo 7 partite, quindi è tutto da definire. Vedo che c'è un equilibrio incredibile, quindi il nostro obiettivo non è stato prefissato perché c'era tanta novità, società nuova, diciamo che è un anno un po' transitorio dove dovremmo trovare una nostra dimensione. Secondo te questo equilibrio che leggiamo stasera nei risultati, nella classifica, ci sarà fino alla fine come il campionato d'eccellenza, dove prima con Lorenzo dicevamo che non c'è una vera schiacciasassi, oppure secondo te questo campionato è destinato ad avere 3-4 protagonisti alla fine che si giocheranno il campionato? Ne cito 2 che si devono riscattare, Giovane Cattolica e Tropical Coriano. Sì, il Coriano anche l'anno scorso era partito per fare benissimo, poi dopo si è trovato a uscire dai play-out l'ultima giornata di campionato. Sulla carta credo che, ripeto, Cattolica e Ronco siano le squadre più attrezzate si diceva che avrebbero fatto un campionato a sé. Nella seconda fascia io metterei squadre che hanno fatto benissimo come l'anno scorso, tipo il Reda, il Gambettola, il Coriano, che secondo me è attrezzata per poter fare bene. Adesso come adesso c'è il Cotignola, che secondo me è una squadra tosta, una bella squadra, lo stesso Reno. Sono sincero, non voglio fare l'umile apposta, non mi ci metto neanche io con la mia squadra, perché noi dobbiamo trovare, ripeto, la nostra dimensione, però credo che alla lunga i valori di Cattolica soprattutto vengano fuori. Allora, iniziamo a vedere il calcio giocato con il primo servizio di questa categoria dedicato a Gambettola Bellari. Le immagini sono del nostro Giacomo Alpini. Servizio. Allo stadio Cocif di Longiano si affrontano Gambettola e Bellari. I padroni di casa arrivano dal pareggio sul campo dell'Ostico Giovane Cattolica, mentre il Bellari dalla sconfitta interna con Reno. La squadra affidata a Mugellesi Zanini cerca i primi 3 punti in stagione, ma la classifica piange, specie se già l'8º, e Gambettola passa grazie alla marcatura di Altieri, bravo a sfruttare nel migliore dei modi il pallone capitatogli tra i piedi. Il Bellari non rimane a guardare, si rende pericoloso, in questa occasione è capitato sul piede di De Vascellos, un giro di lancette e gli adriatici fanno sul serio. Altra occasione questa volta capitata a Ferraro, ma nel momento migliore ospite i
il Gambettola perviene al raddoppio. Ancora una volta Altieri non si fa pregare, bucando per la seconda volta in giornata la difesa del Bellaria. 2-0 Gambettola, partita che sembrerebbe già finita dopo un quarto d'ora se non fosse per Esposito che la riapre andando a finalizzare nel migliore dei modi un'azione dei suoi. Il Gambettola però non vuole rischiare l'occasione del tris e capita a Pasini, ma senza successo. Dalla parte opposta risponde Matteoni, ma anche in questo caso il risultato non cambia. Gli ospiti giocano la miglior gara e arrivano nuovamente al tiro con Esposito prima che al Bellaria venga prima annullata una rete e poi convalidata grazie all'estero di Pari, miglior giocatore di qualità della rosa. Mezz'ora di gioco e siamo sul 2-2. Chi l'avrebbe detto? Il Gambettola cerca con il solito Altieri di perforare la retaguardia ospite, ma il gol è solo rimandato di una manciata di minuti quando Pasini riporta avanti la formazione locale, non senza patemi, poiché si gratta il gol prima della chiusura di tempo. Il Bellaria ha un'altra occasione con Esposito. È decisamente un buon Bellaria. Nella ripresa all'11° gli adriatici si fanno notare prima che Pari vada successivamente al tiro. Nel mezzo ci sono due occasioni per il Gambettola per chiudere il match che non vanno a buon fine prima che al 40° lo stesso Pasini vada alla battuta con la sfera che si spegne sul fondo. Termina qui una gara interessante che mette in vetrina un Bellaria in risalita e un Gambettola che a centrocampo in avanti dimostra di avere buona qualità ma che dietro lascia qualche perplessità. No, l'ho detto anche nel servizio, mister Mugellessi, secondo me Bellaria ha dato segni di essere ancora una formazione viva e ci mancherebbe altro dato l'inizio del campionato. Tra l'altro infatti ti chiedono da caso una domanda particolare, pare che a Bellaria problematica iniziale sia stato l'aspetto fisico e atletico, cosa manca ancora mister? Allora, tu all'inizio specifichiamo che non c'eri, sei arrivato a campionato in corso con la guida di Massimo Zanini, in verità siete due allenatori, se non sbaglio il tuo passato dove era nel campionato sammarinese, giusto? Aiutami un po'. Ho fatto un po' tutte le categorie qui nella zona e nelle categorie minori, diciamo così, terza, seconda, juniores, nazionale, provinciale. Poi l'anno scorso ho fatto un'esperienza a San Marino e poi quest'anno sono rientrato a Bellaria dove ero due anni fa. L'aspetto fisico secondo te può essere ancora divisto in questo Bellaria? Perché ieri si è vista una squadra anche atleticamente rispetto ad altre partite migliore, no? Almeno a guardare le immagini che ha fatto Giacomo, che ci vuole il binocolo, però sì. Sì, diciamo che abbiamo trovato una situazione un po' particolare, no? Adesso ci troviamo un po' in difficoltà, un'ulteriore difficoltà è proprio quella di rimettere, dare fiato ai giocatori. Nonostante ci siano partite tutte le settimane non abbiamo un tempo di preparazione e quindi il nostro lavoro oltre tattico, tecnico e tutto il resto è anche proprio di preparazione fisica però da abbinare alla partita alla domenica e quindi è un'ulteriore difficoltà rispetto a quello che sicuramente la squadra sta crescendo, ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile e immaginabile, io e Massimo cerchiamo di fare le cose migliori per il Bellaria e soprattutto per i ragazzi, cercando di metterli nelle condizioni migliori possibili per esprimersi. Come dicevi tu prima, piccoli passi avanti ci sono stati, ieri è stata la nostra miglior partita, sì. È anche vero che abbiamo incrociato squadre di tutto rispetto fino adesso di alta classifica, diciamo quelle più abbordabili tra virgolette, dovrebbero arrivare nelle prossime domeniche. Siamo fiduciosi e possiamo tranquillizzare le persone che seguono il Bellaria dicendo che l'impegno sarà massimale tutti i giorni di allenamento e tutte le partite. Ecco Giacomo, una domanda che faccio un po' a tutti, però a te nella fattispecie. Lavorare con i giovani in questi campionati così tosti, quanto è importante per te e soprattutto la concentrazione che penso che bisogna trovarla in questi giovani che spesso si lasciano andare facilmente, no? Ma guarda, sotto questo punto di vista per noi è anche abbastanza semplice lì a Bellaria, nel senso che sono tutti ragazzi che avevo 2 anni fa nella juniores nazionale, la maggior parte di questi, e quindi li conosco già e so come si comportano, come prenderli. Sono ragazzi fantastici, ci mettono tutto quello che ci possono mettere. È difficile perché ieri avevamo informazione dei 2001 e quindi affrontare un campionato di promozione con dei ragazzi del 2001, 99, 2000, insomma è una squadra molto giovane. È difficile lavorare con i giovani, ma nello stesso tempo alla lunga possono darti tante soddisfazioni, perché se li vedi crescere e migliorano sicuramente è una soddisfazione.
Andiamo a vedere adesso la capolista Pietracuta che si è imposta per 2-0 in casa al Bindi contro il Cotignola, una festa particolare anche a fine primo tempo con la presentazione da parte del club rossoblu di tutte le squadre del settore giovanile. Il servizio. In promozione la sfida tra le seconde in classifica vede vincitrice la formazione locale del Pietracuta che in virtù del contemporaneo pareggio del Duca Ribelle si issa alla testa del campionato. Nel riscaldamento si fortuna il portiere Claudio Balducci, così che Fregnani deve affrettare il rientro di Lasagni. La prima occasione la conquista però Bomber Fratti con una giocata d'esperienza, al secondo rubapalla dai piedi di Orlando, ma il solo sotterangolata viene respinto dall'attento Cesaretti. Gli ospiti si rendono pericolosi al sesto quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pirazzoli prova il sinistro da fuori area ma la palla sorvola la traversa. Ancora il Cotignola pericoloso poco dopo la mezz'ora con la conclusione di piatto di Paganelli che spreca malamente una bella azione di velocità sviluppatasi sulla sinistra. Il Pietracuta si difende e Sornione e colpisce nel momento giusto al 37esimo quando Lelai spedisce al centro area un corner sul quale si avventa l'ex Nova Fete Sebastiani battendo imparabilmente Cesaretti. Il vantaggio ottenuto galvanizza il rossoblu, mentre il Cotignola si disunisce. Nei finali di frazione infatti il Pietracuta sfiora il raddoppio con la conclusione ravvicinata di Fratti che non inquadra i bersagli. Nell'intervallo entrano in campo per raccogliere l'applauso del numeroso pubblico le formazioni giovanili del Pietracuta, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti ed allievi. Tutto all'insegna del divertimento perché il calcio, dopo tutto, è anche questo. Giovani che guardano i propri miti, i miti quelli della prima squadra. La partita riprende come era terminata con il rossoblu di Fregnani alla ricerca del raddoppio che arriva puntualmente al 56esimo. Sebastiani raccoglie un rilancio della difesa e gira sulla destra per Bomber Fratti. Il centravanti pietracutese prima si allarga ulteriormente, poi si accentra lungo la linea di fondo dove trova un pertugio impossibile tra il palo e le gambe del sorpreso Cesaretti. 2-0 e gol davvero centravanti, ma Cesaretti sicuramente non è esule da colpe. La rete del doppio vantaggio mette in ghiaccio la vittoria dei locali che di fatto non rischiano più nulla fino alla fine. Dalle parti di Lasagni arrivano solo un tiro dalla distanza di Serra al 62esimo facilmente parato ed un colpo di testa di Orlando all'87esimo su un corner proveniente dalla destra che non sorprende l'abile Balducci. Il Pietracuta ora riprende a sognare e le dichiarazioni del DS Conti varranno ancora? È stata fatta una squadra per salvarsi, ma se la salvezza significa essere al primo posto, allora, signor Conti, lei è proprio un Conte. Giacomo, arriviamo da te perché voglio un parere su questo Pietracuta che sta sorprendendo tutti, no? E hai visto che si affida soprattutto alla vena realizzativa di Fratti. Che impressione ti ha fatta vedendolo con una squadra, come diceva mister Montanari, organizzata come il Cotignola? Ieri era il match clou, quindi già settimana scorsa avevamo sottolineato questa partita e dall'immagine che si è visto l'ha vinta con pieno merito, quindi complimenti al Pietracuta che ha approfittato del mezzo passo falso del Duca per farsi passare in testa. Altri due risultati importanti ieri di giornata, sicuramente il Giovane Cattolica che si impone, prossimo avversario del Bellaria con i Gatteo, in casa di Gatteo per 5-0, anche qui una vittoria importante per il Cattolica. Sì, già si vede la mano di mister Giorgi perché ha cominciato subito, prima con un pareggio è riuscito a inquadrare la squadra, invece adesso è partita alla grande. Il Torconca che si impone invece 3-0. Non me l'aspettavo perché il Torconca per me è una mezza sorpresa, non ha un organico a livello delle altre squadre, almeno delle prime 5, però adesso sta tenendo il passo. Una realtà che conosci molto bene, ci dicono una partita stregata soprattutto per il Ronco Edwards che è sconfitto sul campo dell'Igea per 1-0. Grande vittoria dalle parti dell'Igea, questo perché, no, effettivamente perché il Ronco, come ha detto anche il mister, è una delle squadre candidate. È vero, ha sbagliato un rigore, però vincere al 92esimo vuol dire essere concentrati fino all'ultimo e quindi ci sta. Bella vittoria e complimenti all'Igea. Allora, sul tuo sorriso andiamo a vedere il prossimo turno con la complicità del nostro Stefano Papini. Bellaria Gia Marina, Gatteo, come detto, preparati, questa è la partita che riprenderai tu da vicino. Calcio Cotignola Stella, da vicino e non col binocolo, mi raccomando. Del Duca Ribelle Gambettola, questo è un bel derby, mister, poi ne parleremo con te. Giovane Cattolica Football Cava, Ronco Edwards Pietracuta, Ronco Edwards che cercherà il riscatto con la capolista, Savanna Reda, Savio Calcio Gia Marina, Torconca San Pierana, Tropical Coriano Reno. Mister Montanari, allora una partita difficile quella con i Gambetto, l'abbiamo visto proprio stasera la partita di ieri con il Bellaria. Sì, perché ci conosciamo anche bene, ci siamo affrontati anche l'anno scorso, all'andata vincemmo noi mi sembra, al ritorno perdemmo in casa, ci conosciamo bene, ci conosciamo, diciamo come lavoriamo con gli allenatori, i ragazzi che giocano da me e da loro
sono stati anche compagni di squadra, quindi è una partita che è già iniziata anche tatticamente già all'inizio settimana. No, sarà una partita molto dura perché, come ho detto prima, secondo me il Gambettola, se ripete l'anno che ha fatto l'anno scorso, è arrivato penso dietro di noi di 1 o 2 punti, una cosa del genere, quindi è una delle squadre destinata alle zone alte, secondo me. Lorenzo, stasera lo promuoviamo. Giacomo, cosa dici? Sempre promosso. Lui si vede che è un milanista e vuole venire a Bellaria. Io dico solo questo. Adesso lo mettiamo in difficoltà. Hai studiato il calcio marchigiano? Sì, Villamusone ha perso, mentre la Fila Temprese Hai azzeccato proprio il nome, guarda, Fila Temprese. Filo Tranese è diventato Tranese. Va bene, ecco, avete capito la cultura marchigiana del nostro Giacomo Alpini. Noi andiamo per 3 minuti di pubblicità, poi rientriamo. Promozione marchigiana con Giacomo. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Fornitalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Bruserul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Bruserul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o bruserul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana.
Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. A proposito di goleador, con una certa età facciamo i complimenti a Casa dei Parlanti che continua a segnare con l'Alfer. Tu non so se lo conosci, Giacomo. Sì, lo conosco, magari venisse a Bellaria che un po' di esperienza ci serve lì davanti. Questo è il messaggio più tecnico. Dai Giacomo, filo a Tranese, non si può sentire, se stai ancora pensando al derby. Questo è un interista che ti scrive. Purtroppo sì. Ieri doppia sconfitta, pomeriggio e sera, è stata pesante. Dormire, ho avuto degli incubi. Tu rispecchi in questo momento lo stato d'animo di un tifoso del Villamusone. No, il Villamusone almeno 3-0, io le ho perse tutte e due 3-2, tutte e due senza meritare, cioè è incredibile. Allora adesso ci spostiamo nel camerino, perché c'è il camerino che gioca in promozione marchigiana. Andiamo a vedere i risultati e classifiche, proprio perché la prima formazione che leggiamo stasera: Camerino Valfoglia 1-2, Vigor Senigallia Sassoferrato 1-0, Filo Tranese Giacomo Villamusone 3-0, Laurentina Cantiano Calcio 1-0, Moia Vallesina Usimana 0-2, Mondolfo Gabice Gradara 2-0, prima sconfitta in stagione per la formazione rossoblu. Passatempese Nuova Real Metauro 1-0, Porto Recanati Olimpia Marzocca 2-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Anche qui perde la leadership il Gabice Gradara Calcio a favore della Filotranese, che conduce a quota 10 punti, segue il Gabice 9, Olimpia Marzocca e Senigallia 7 punti, Olimpia Marzocca che deve recuperare però una gara insieme al Mondolfo che appunto è a 7 punti, Camerino 6, Villamusone 6, Laurentina 6, Porto Recanati, Usimana 5, Sassoferrato, Cantiano Calcio, Passatempese, Nuova Real Metauro 4, Valfoglia 3, Moia Vallesina 0 punti, tanto equilibrio Giacomo dal terzo fino ad arrivare al quinto posto e poi dall'11° fino ad arrivare al 14° posto della gradatoria. Andiamo a vedere proprio quello che è successo sabato pomeriggio tra Mondolfo e Gabice Gradara nel servizio della nostra Veronica Lisotti. Mondolfo Corsaro fra le mura domestiche bissa nel finale il Gabice Gradara, infliggendo la prima sconfitta stagionale ai rimaneggiati rossoblù. Che sarebbe stato un sabato da dimenticare lo sa bene Travenzoli, che dopo appena 4 minuti deve fermarsi per un probabile stiramento al suo posto Tafuro. Primi cenni ospiti, punizione di Muratori, Marchetti inzuccata. Al 12° tentativo, fivole di Rossi. Rispondono i locali con il cross di Travaglini per Paniconi, chiude la difesa rossoblù. Nuovamente Mondolfo in percussione. Polverari, corridoio per Cinotti, finta in conclusione sul palo lontano Palazzi con la falange. Fronte opposto allora Marchetti, pennella per Muratori che di prima intenzione non inquadra il 7. Una chance per i Granata con Malvoni, Grassi a correggere out la traiettoria. Altra insidia sul tramonto di primo tempo da parte dei locali, flipper in aria, Palazzi reattivo. Risultato ad occhiali al termine del primo tempo, si passa allora alla ripresa con il calcio piazzato di Paniconi che si spegne oltre la linea di fondo. Mondolfo più agguerrito cerca la via del gol a più riprese, ma deve fare i conti con l'ottimo stato di salute di Palazzi che chiude la saracinesca. Il guizzo poi su punizione di Costa non è sufficiente, allora Paniconi decide di prendere le misure e all'82° i Granata si portano in vantaggio. Cinotti apre per la corrente, Malvoni che infila l'angolino basso. Ma sono appena 8 minuti ed è nuovamente tempo di aggiornare il tabellino. Messina alla destra per Morelli che deve solo spingere la sfera in rete. La girata di testa di Marchetti non crea grattacapi, Granata che mantengono il primato di imbattibilità fra i pali. Finale Mondolfo batte Gabice Gradara 2-0. Proprio lunedì prossimo avremo qui il nostro ospite, il portiere di Gabice Gradara, Giacomo Palazzi. Questa sera, dopo la sconfitta che avete visto di Gabice Gradara rimediata sabato scorso, la formazione rossoblu ha deciso per l'appunto di fare allenamento. Allora aspettiamo Giacomo nel prossimo
turno e nel prossimo appuntamento con calcio di rigore. Un Gabice Gadara a livello di gioco un pochino indietro rispetto ad altre apparizioni, no? Sì, Considerando è anche stata una tanti... prestazione al di sotto delle ultime che aveva fatto. Dopo tre vittorie non ci aspettavamo questa prestazione di questo tipo. Diciamo anche che aveva tantissime assenze anche la formazione rossoblu, però si sta ben comportando vedendo questo avvio di campionato. E provo a indovinare qual è la prossima sfida? Prossima sfida contro... Il capolista attuale chi è? Filatranese. Filotranese. Bravo, sta imparando. Con lo Filotranese dunque sarà big match domenica prossima, raccontato attraverso l'occhio della nostra Veronica Lisotti, l'occhio della telecamera, ovviamente il commento sempre suo. Andiamo a vedere allora con Stefano Papini il prossimo turno della promozione marchigiana che riserva per l'appunto il big match, come ti ho detto Giacomo, tra Filotranese e per l'appunto Gabice Gadara Calcio, ma poi Cantiano Calcio, Moia Valesina, Nuova Real Metauro Laurentino, Olimpia Marzocca Camerino, Passatempese, Porto Recanati, Sassoferrato, Mondolfo, Valfoglia, Usimana, Villa Musone e Senigallia. Ricordo ancora una volta che Olimpia Marzocca e Mondolfo devono recuperare la propria partita non giocata nello scorso turno. L'Olimpia Marzocca che ieri, altro risultato sorprendente di giornata, è stata bloccata sul pari per 2-2 dal Porto Recanati che tra l'altro è stato avversario anche del Gabice Gadara Calcio in queste prime 3 giornate di campionato. Adesso dalla promozione marchigiana ci spostiamo nella prima categoria romagnola, andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno di campionato. Granata Colonnella 1-0, Junior San Clemente Alta Valconca 1-2, Miramare Riccione 0-3, Morzano Calcio Visse Nova Fetia 1-1, tra poco vedremo il servizio, Real Miramare Bacchia Cesenatico 3-1, Sant'Ermete Atletico Poggio 2-1, qui vittoria nel derby da parte della formazione di Alex Martino, Valle Savio Bagno di Romagna 4-1, Berrucchio Vismisano sfida da Sapore Antico 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, il Real Miramare al comando a quota 13, qui il Riccione si impossessa del secondo posto a quota 11, Visse Nova Fetia 10, Sant'Ermete Atletico Poggio 9 punti, Alta Valconca 8, Valle Savio 7, Granata Miramare 6 punti, Vismisano Berrucchio 5 punti, insieme al Borsano Bacchia Cesenatico Colonnella 4, Junior San Clemente 3, Bagno di Romagna 2. Allora Giacomo, andiamo a vedere subito il servizio, quello che è successo ieri tra Morzano e Nova Fetia, con un episodio che ha incriminato proprio negli ultimi minuti di partita il centrocampista giallo-blu Farabegoli. Tra poco ne parleremo proprio con te. Il servizio. Finisce in parità 1-1 in confronto tra Morzano e Nova Fetia, un risultato che lascia più rimpianti alla squadra ospite in superiorità numerica per mezz'ora di gioco. Sono i gialloblu allenati da Achille Fabri a sferrare per i primi gol al minuto 12, punizione di Fraboni dalla sinistra, Francesco Baldini a 2 passi da Ostolani riesce a colpire il pallone di testa, ma il palo frena la gioia dell'attaccante gialloblu. Nova Fetia è ancora pericoloso calcio piazzato, 18esimo, Fraboni calcia sul secondo palo, un rimpallo favorisce Radici che in girata colpisce il palo esterno. Primo tempo agonisticamente combattuto, il Morzano prova ad aumentare la pressione nella seconda parte di frazione ma rischia al minuto 44, ancora punizione di Fraboni da centrocampo, la palla arriva in aria e un tocco di testa favorisce Francesco Baldinini che gira di destro da posizione ravvicinata. Il tiro è sporco, non è particolarmente potente ma Ostolani deve comunque compiere un balzo sulla sua sinistra per salvare il risultato. Nella ripresa Nova Fetia passa in vantaggio al minuto 56, corner di Fraboni dalla sinistra, Ostolani è bravo a uscire di pugno ma sulla respinta ai 25 metri arriva Federico Baldinini, il tiro viene sporcato e corretto di tacco da Francesco Baldinini che conferma il suo grande opportunismo sotto porta. È il secondo gol di tacco dell'attaccante ex savignanese Pietracuta in questo campionato dopo quello rifilato a Colonnella nella prima giornata di questo torneo. A complicare la ricerca del pareggio in casa Morzano, il sacrosanto cartellino rosso fischiato a ingrosso, che lascia così anzitempo il terreno di gioco. Amadori con i cambi cerca di cambiare l'inezia della partita e il pari arriva all'83esimo sugli sviluppi di una punizione battuta da Ottaviani, l'arbitro fischia un rigore per fallo di Farabegoli e dal dischetto Rotondi supera Semprini non facendosi pregare. Ristabilito l'equilibrio in campo, nel finale Nova Fetia cerca comunque di arrivare al gol. Vani sono i tentativi prima di Amantini di Fraboni da fuori aria. Un pareggio che va strettissimo a Nova Fetia considerando le tante occasioni da rete create e soprattutto i 2 legni colpiti. Allora Giacomo, c'era rigore o non c'era? Tu come l'hai visto? Molto generoso quel rigore, molto. E come diceva un saggio allenatore che purtroppo non il grande Vujadin, il rigore è quando l'arbitro fischia purtroppo.
Bene, dopo questo tuo appello possiamo andare a dormire. Allora, ti volevo chiedere un po' di risultati importanti. Real Miramare si è confermato in vetta alla classifica, super docente, chiaramente un giocatore di alte categorie, un passato nel Rimini, lo conosciamo tutti. Il Santermete soprattutto che si impone nel derby per 2-1 contro l'Atletico Poggio. Sì, Real Miramare continua la sua corsa, anche se ieri mi sembra che il docente non abbia fatto gol. Non ha segnato ieri. Non ha fatto gol. Il Santermete invece è riuscito a vincere il derby grazie anche a un gol di un ex Bellaria, Emiliano Vucai, che ha fatto l'esordio in campionato e un esordio vincente. Santermete farà tanta strada perché ha troppi giocatori che vengono da Bellaria, quindi vedrai che farà molta strada questo Santermete. Sul tuo sorriso io ti lancio la nota dolente, sale al secondo posto in classifica edizione guidato da un ex Milan, Daniele Daino. Sì, io sinceramente conosco poco questa squadra, mi piacerebbe vederla e probabilmente andrò a vederla quando avrò l'occasione, però tutti ne parlano un gran bene, si sa che c'è dietro una società ben solida e con grossi investimenti e quindi è una delle candidate a salire. Andiamo a vedere il prossimo turno con te Giacomo, così decidiamo anche le partite da seguire. Alta Valconca Miramare, Atletico Poggio Verrucchio, altro derby della Valmarecchia, Bagno di Romagna Granata, Bacchia Cesenatico Santermete, Colonnella Junior San Clemente, Riccione Murciano, Vis Misano Valle Savia, sicuramente il big match di giornata, Vis Nova Feltre, Real Miramare. Noi saremo proprio lì. Confermo, questo il Vis Nova Feltre deve riscattare questo mezzo passo falso, anche se la prestazione c'è stato tutto, però sono 2 punti che ha perso la Nova Feltre, quindi deve riscattarsi subito. Puoi salutare anche la nostra amica Lisa che ci segue, lo so. Ciao Lisa, mi raccomando, quando vieni in studio devi comportarti bene, non ridere. Va bene, allora siamo alle battute finali, grazie al nostro opinionista Giacomo Alpini che ritroveremo tra poco in Sport Up, quindi rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio. Grazie Giacomo. Grazie a te Daniele, ciao. Lui è arrivato da Forlì, però gioca nel Russi, ringraziamo l'attaccante del Russi Lorenzo Grimellini. Grazie a voi. Lui arriva dalla vicina Bellaria, lo salutiamo, lo ringraziamo per essere stato qui da noi, l'allenatore del Bellaria Giacomo Mugellesi. Grazie Giacomo. Ciao a tutti. E infine salutiamo e ringraziamo anche lui, l'allenatore del Duca Ribelle, Davide Montanari. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi e ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio.